Bene, giochiamo a 5 minuti facendo gambetti strani. Ci state? Voglio veramente essere sfacciato. Vediamo cosa gioca. Mamma mia, che sfacciataggine. Che sfacciataggine da parte del mio avversario. Mamma mia, che sfacciataggine. Non pensavo. Veramente posso dire che non pensavo a questa roba qui. Non pensavo. E mo? E mo? Detto ciò, e adesso come la risolviamo? Così? Ma qui arriva cavallo F6. Mo è tosta. È tosta, però io voglio fare a Rocco lungo, sappino. Tu uscire con quella donna subito lì così mi hai un po' fregato. Ma tanto no, non mi fa paura questo pedoncino del Kaiser. Aprimi la torre. Apri le tue braccia. Apri le braccia adesso. Fatti sentire addosso. Qui sul mio petto andi, buttati. Ok. Che cosa faccio in realtà con l'alfiere H3? Niente, assolutamente niente. Assolutamente niente ragazzi, assolutamente niente. Partita strana, vero? Siete tutti d'accordo? Se va qui potrei tentarlo in questo modo. Però forse non so se alfiere G5 è una buona tentazione. A parte che gioca a cavallo F6. Cattura, si impedona. Sì, cioè io vorrei arroccare lungo, quindi perché no? Perché no alfiere G5? Alfiere G5. Esce qui con la donna, cattura, attacca un cavallo lì. Ma non lo so. Onestamente non lo so. Non so se la gioco. Forse più alfiere F4 che alfiere G5, perché una volta che perdo tutta l'iniziativa, poi è la fine, eh? Cioè qui è un attimo... Rocco lungo, dai, su. A Rocco lungo, cattura di pedone, questo pedone è fortissimo. Adesso cavallo F6, scacco. Dai, qualcosa mi invento, su. Scacco subito. Inchiodatura. E fin qui ci siamo. Alfiere 7. Torre, e fin qui ci siamo. Se arrocchi, cosa succede se arrocchi? Assolutamente niente. Questa adesso è arrivata. Forse si arroccava torre per E7, ma non so quanto sarebbe convenuto, perché finché non tolgo il cavallo da qui, è vero che ho il vantaggio di sviluppo, ma... Ok, sono d'accordo con la tua decisione. Sono veramente d'accordo, non posso dire che io non lo sia. Tac, re, scacco. Non ho abbastanza pezzi, ragazzi. Brutta cosa, dire che non si hanno abbastanza pezzi, però non ne ho. Non ne ho. Se fai qui, non ne ho abbastanza. Se fai questa, sei a posto. Devo approfittare in qualche modo. Devo diventare creativo. Cattura, tac. Cattura, tac. Scacco. Vado su... non ho entrate. Tac. L'unica. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ci ho messo 3 ore a trovare questa soluzione qui. Per il resto bene, devo dire.
E quindi i gambettoni funzionano sempre. I gambettoni funzionano sempre. Sempre, sempre, sempre. Mamma mia, guarda lì il suo re al centro che gli dice: Ma no, un po' freddina l'acqua. Citazioni. Matto così, eh? Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che mattone. Un mattone così che sa di rosa. Un mattone così che arriva a che mossa? Alla 16ª mossa. Questa non è una miniatura, è una mini miniatura. Va bene, va bene, va bene ragazzi, si gioca a 3 minuti. 3 minuti, il tempo è fondamentale. Nel 3 minuti bisogna essere velocissimi come delle schegge, fare di pre-move di quelli che neanche voi sapete che esistono dei pre-move di questo tipo così forti. Quindi andate, giocate tranquilli, duplicatevi. Sì, non so se questo alfiere ha bisogno di supporto. Temo di sì. Temo di sì che ha bisogno di supporto. Adesso arrivano le valanghe di pedoni. Stanno arrivando ragazzi. Tra l'altro io non ho mai spinto il pedone D, fantastico. Veramente fantastico. Oh, gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of a light, 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 light. Ok, un buon modo per prendere tempo e spingere. Ok, c'ho la donna sotto, è sempre anche questo un buon modo. Va bene, dai. Cambio di donne, perché devi fare il cambio di donne in una blitz? Perché? Perché? Non ha alcun senso veramente. E va bene. Va bene, se fai qui, guarda, potrei anche catturare di pedone. Potrei anche catturare di pedone. Questa è fastidiosa, lo ammetto. Su questa... devo catturare di pedone poi. Porca loca. Porca loca. Ok, vuoi cambiare tutto? Questo l'abbiamo capito. Che ti piace cambiare. Questo l'abbiamo capito. Non sei uno da relazioni fisse. Vuoi cambiare, essere sempre all'avanguardia. E questo l'abbiamo capito. L'abbiamo capito. Bisogna capire ora dove mettere questo alfiere. Forse qui sta abbastanza bene. Sta abbastanza bene forse. Forse sta abbastanza bene. Attenzione. Dai, facciamo così, va. Questa va fatta. Questa è un'altra mossa di quelle che va fatta. Questa anche va fatta, benissimo. Mi crea la via di fuga per questo alfiere. Questa arriva alla spinta, spinta, va bene. Mamma mia che noioso questo giocatore. Questo giocatore è veramente noioso. Su questa sei costretto a spingere. Vediamo cosa fai, mi farei questa. Per io c'ho questo. Allora sì che le cose iniziano a diventare interessanti. 1 minuto e 17 ragazzi, 1 minuto e 17. Va bene, rimaniamo su questa diagonale che è importantissima. Cerchiamo di pensare meno magari, Cristian. Che ne dici? Facciamo questo patto. Io che cerco di pensare un po' di meno. Un patto mi sembra abbastanza onesto. I due alfieri mi piacciono tantissimo. E quindi cerchiamo di tenerceli. Se è possibile. Se non è possibile, facciamo così. Non è che muoio. Sicuramente non muoio. Però, attenzione al tempo che qui è tiranno. O Tirana. Siete mai stati a Tirana, ragazzi? Chi è che si è mai fatto vacanze in Albania? Dicono che sia bella. Magari uno ha molti pregiudizi, cose varie, invece dicono che sia molto interessante. Sì, vabbè, a questo punto credo che
sia abbastanza... Sì, questa mossa è veramente brutta. Passiva compulsiva. Cerchiamo di mettere i pedoni sul bianco. Via di pedoni sul bianco. A parte io posso anche andare a rompergli le scatole quando voglio. Ma vabbè. Va bene, sì, questa era la mossa giusta da fare, che teneva la promozione del pedone. Va bene, nelle blitz non ci si fanno queste domande. Non ce le si fanno. Scacco, va bene. Tac, scacco matto se viene... Madonna. Era matto se veniva lì. Ok, si gioca sulla velocità a questo punto. E vediamo un po' che succede. Vediamo un po' che succede. Vediamo se c'ha Facimo. Ah, c'è questo. Va bene. Maledetto, gioca sul tempo. Ok, gioco anche io sul tempo, no problem. No problem. No problem. Ok, bene. Bene, ogni tanto bisogna fare queste cose, ragazzi. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!